Una nobile causa, siamo sul set appunto di questo film, ultimo lavoro di Emilio Briguglio, un tema molto scottante, la ludopatia. Sì, però non vorrei ridurre il film al tema solo della ludopatia, cioè ci sono delle situazioni familiari, una persona che racconta una storia, che è uno psicologo appunto, per una persona che vince 1 milione di euro. Quindi diciamo che il tema centrale è questo, fondamentalmente c'è questo filo rosso che lega le situazioni, però non è solo questo il film, insomma, e quindi è un progetto che è partito ancora 1 anno e mezzo fa circa e sinceramente è un qualcosa che sta prendendo piede abbastanza, ma non voglio dire niente, sono superstizioso. E dovremo andarlo a vedere. Il cast so che è molto importante. Sì, non vorrei dimenticarmi i nomi, comunque Francesca Reggiani, Roberto Citran, Antonio Catania, Giorgio Careccia, Rossella Infanti, Nadia Rinaldi, cioè, c'è un po' di gente insomma abbastanza... Emilio, ancora una volta la Regione crede nel cinema e soprattutto in te. Sì, speriamo che ci creda veramente. Magari mi piacerebbe, questa volta mi piacerebbe sinceramente, lo dico anche pubblicamente, mi piacerebbe veramente andare in selezione a Venezia perché è un qualcosa, ce la stiamo mettendo tutta, perché è un film che ci prende ormai a me la produzione da un paio d'anni, è un progetto molto ambizioso, un progetto costosissimo, anche se viene definito low budget, però è un qualcosa a cui sinceramente teniamo molto, perché è come un figlio praticamente, qualcosa. Che cosa fa la differenza oggigiorno nel cinema italiano? Diciamo che c'è un cinema di qualità, sì, molte volte però diciamo che è sotto la sabbia e molte volte non viene e girano sempre i soliti nomi, ecco, questa è la cosa non tanto edificante, lo dico. Briguglio, per una volta faccio il gossiparo e prossimi progetti? Finiamo questo o c'è già dell'altro? Sì, c'è dell'altro ma non lo voglio dire.